Ammassati in pochi metri quadrati, con i letti accatastati uno sull'altro, costretti a dormire con i giubbotti perché manca il riscaldamento. Ecco in che condizioni vivono i profughi ospitati nell'ex base missilistica Silvestri a Kona. A renderle pubbliche le immagini sono stati gli stessi profughi attraverso un profilo Facebook aperto nelle scorse ore. Oggi all'ex base missilistica dormono in circa 500. Kona è diventato in pratica l'hub principale del veneziano. Una situazione anomala viste le dimensioni del comune che anche la prefettura vorrebbe cambiare con l'anno nuovo. Massima sicurezza nel fine settimana. La città da una parte è presa d'assalto sia da un turismo di giornata che da chi sceglie di trascorrere alcuni giorni in laguna, dall'altra è a pieno regime il piano delle forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza contro reati come borseggi e rapine, oltre che attentati terroristici. Venezia è considerata da anni obiettivo sensibile. Il piano sicurezza prevede l'impiego da giorni di diversi uomini delle forze dell'ordine, soprattutto in fase di prevenzione. Numerosi i controlli da parte di Digos e gli uomini del ROS per controllare persone sospette o che possono essere legate ad ambienti estremisti. Ha usato le maniere forti, ma alla fine è stato bloccato. Un ladruncolo di cittadinanza moldava di 22 anni ha cercato di uscire dal punto vendita alle barche senza pagare la merce presa dagli scaffali. Un tentativo di furto che non è passato inosservato al responsabile della vigilanza interna, che ha subito cercato di fermare il malintenzionato. Senza successo, però, il ragazzo l'ha spintonato. Ne è nata una piccola colluttazione con il 22enne che è riuscito a filarsela con la refurtiva. Ma la sua fuga ha avuto vita breve. Una pattuglia della polizia è stata inviata sul posto con gli agenti in servizio che sono riusciti a intercettare il ladro in via Pepe. Forzano la porta del bar, entrano, svuotano 2 slot machine, rubano parecchi gratta e vinci e prima di fuggire si fermano a bere il caffè. È successo l'altra notte a San Donà di Piave, in pieno centro, dove alcuni malviventi hanno preso di mira il bar Lo Sfizio in corso Trentin. Il bottino si aggira sui 4.000 euro, ma la vera sorpresa è stata che i ladri, prima di fuggire, hanno azionato la macchina del caffè, bevendosi un espresso.